Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Dai, bue. Vieni. Veloce, 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 veloce. Era fuori in fondo. Dai, bue, dai. Vieni, vieni, bue. Ciao. Ciao, bue. Allora io vado, Io vado a casa. Ah, c'è caldo, c'è freddo. Io non so più come vestirmi. Cioè io al lavoro mi devo portare un cambio più estivo, perché può essere che la mattina io vada al lavoro con 10 gradi e può essere che quando esca dal lavoro ce ne siano 30. Cioè io non so più come vestirmi. Oggi sono così, sono leggera. Ho questa tipo camicetta di Shein che avevo preso l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo, forse 2 anni fa, solo che mi è grandissima qua. È enorme, ma una taglia più piccola non sarebbe andata bene perché mi sarebbe stata stretta sulle spalle. Adesso non fa né freddo né caldo, una via di mezzo, ma questa non è estate. Un 1° luglio con questa temperatura non è bello per niente. Stasera io vorrei andare a Cortina perché c'è musica dal vivo in centro, in Corso Italia, con la pioggia. Boh, vedremo che tempo farà. Ora di stasera potrebbe anche uscire il sole, quindi il meteo è molto variabile. E domani mattina invece vorrei andare alla fiera, che è in centro, sempre. Un esemplare di gatto sfinge su maglietta di Franz. A lui piace molto, sì, molto soddisfatto di questo nuovo tappeto maglietta cuccia. Ah, è arrivata una multa. Non è stata colpa mia. Quando si va a Jesolo bisogna stare attenti su quella strada. Sono 51 euro, se pagata entro lunedì, quindi adesso la pago. È che noi siamo abituati sulle nostre strade dove ci sono pochi controlli. Una volta ce n'erano di più, invece adesso trovi una pattuglia ogni tanto. Sì. Vabbè, no, non c'è granché di controllo qua. Comunque, vabbè, è arrivata sta multa. Peppe si fa le unghiette. Peppe, hai fatto? Peppe, Peppe, hai finito? Ah, forse. Finito? E gli uccellini che volano. Ho comprato un tiragraffi nuovo, di questi qua in cartone. Questo qua lo devo buttare perché è distrutto. Poi sta di fuori, prende anche la pioggia, quindi è distrutto. Ho preso di nuovo quello tondo, che è tipo una cuccia. Quello lo adorava Panna. E vabbè, ho ripreso quello tondo, sempre su Zooplus. E oggi così. Ieri volevano venire in braccio ma avevo il vestito, e oggi così. Sente il tempo. Sente il tempo. Oh, ciao, Povo. Ti ho disturbato. Povero gattino. Dai, svaccati. Siamo a Cortina, qui stanno giocando a tennis. A tennis. Noi andiamo su alla fiera, in centro. Oggi, Roberta, so che guardi il video, ho messo la tua collana. È dritta, sì. Non la metto mai, però quest'oggi sta bene.
col vestito. Andiamo. Speriamo che tenga il tempo perché è tutto molto coperto. Panino con la salsiccia come l'anno scorso, patatine, e il tempo è pessimo, sta gocciolando. Dopo aver preso anche pioggia nel mentre mangiavamo, due gocce, insomma, due gocce, però un po' di pioggia. Adesso c'è un leggero sole e stiamo andando verso la macchina. Tra l'altro noi è solito parcheggio tattico, siamo al lago d'Antorno. Adesso ci prenderemo anche la pioggia. È proprio bruttino oggi, aspetta che qua è tutta palude. E andiamo a farci il giro. Dobbiamo salire la pioggia. Ma sta piovendo. Sta iniziando. Sì, però non è possibile. Ma davvero piove adesso? Cavoli, pensavo facesse solo qualche goccia, no! Oh, beh, dai, non Siamo è dall'altra stanco. parte del lago. Cavolo! La macchina è la via in fondo. Vabbè. Guarda quanti pesciolini! No, quelli sono pesciolini. No, ci sono pesciolini dentro. Pesciolini. Sì, ce n'era uno che sembrava un pesciolino rosso. Ah, sai che poi mi dica che sono bianchi. Beh, magari c'è anche le balene. Ah, che vita. Ma stavo per dire una roba, ma la prendo È per meglio che stai... bravo. Comunque la pioggia adesso non serviva. Ma poteva tenere ancora un po'. Sì, con le voci, dai. Due gocce qua, due gocce là. Alla fine la pioggia l'abbiamo presa. Non è, io sono abituato, no? Ah, per tanto non piove. No, qua sotto. Pensavo che era come buco, quei sai quello che c'è in mano. Si chiama quella grotta. Dove vai? Ehi, dove stai andando? Dove stai andando? Dove stai andando?
Ciao. Ciao. Perché stai fuggendo? Dove vai? Non ti piaccio. Non puoi stare qua con me. No, No, io vengo con te. Allora, Celestino, Silvestro, Pisola, Silvano, Wally, Leonessa e Arthur e Fufi. Boh, qua ci dovrebbe essere Arthur e Fufi è da qualche parte. Ciao Leonessa. Ecco anche Fufi.